Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una live flashibile interattiva e gratuita del vostro Marietto veneziano. Come sapete, spiego subito per quegli amici dei social, soprattutto Facebook, di iscriversi a StreamYard perché è una piattaforma. Qui stiamo andando in diretta nel gruppo dei Radionica, Radiostesia, Teologia del Metismo e nei due canali Il Degano e Marietto Veneziano. Quindi soprattutto quelli di Face che ci salutano e vogliono avere delle domande. Ecco, ad esempio vediamo Elisabetta Sorrentino che giustamente si è iscritta e quindi ci dà il buongiorno. Poi abbiamo niente proprio di meno che il nostro amico Pierluca, abbiamo Elisa Sorrentino, Mirko che ha sbagliato, mi ha confuso con la Hilde, però è perdonato. E quindi abbiamo la nostra Maria Gesualdo e Elena De Carlo. Capite? Quindi per quelle persone che, come si suol dire, sono di Facebook, se vogliono fare la domanda, mi raccomando, iscrivetevi a StreamYard, perché vedete, Elisabetta Sorrentino ha fatto una bellissima, come si dice, entrata a saluto. Invece, ad esempio, questo è ricevibile per il semplice fatto che l'abbiamo spiegato in tutte le lingue, bisogna iscriversi a Christian, devi iscriverti meglio a StreamYard. Una volta ci è riuscito perché ti avevo letto. Bene. Quindi ripartiamo col solito pippone del vostro Marietto che dice che nel sito del capitano, sapete che il sito del capitano, il vostro Marietto, c'è la possibilità di scaricare gratuitamente qualcosa come 20 ebook di radionica e radiostesia. Sono gratuiti e ne ha un Marietto dal 2015 che ne ha messi 20 di ebook con tanto di istruzione, radionica e radiostesia, e ne hanno già scaricati qualcosa come 175.000. Quindi il vostro Marietto con Hildegard hanno regalato all'umanità qualcosa come 2 milioni e mezzo di circuiti radionici quadranti radiostesici. Quindi per chi vuole, e lì c'è la manna della radionica radiostesia. Più, vediamo, per chi non l'ha ancora comprato, c'è una sezione shop dove c'è questo bellissimo medaglione magico che rappresenta l'albero sefirotico, in cui ci sono, come si dice, inseriti, appiccicati, chiamatelo poi come volete, delle forze che difendono chi lo acquista. Poi chiaramente per le persone che vogliono dei riti operativi di alta magia di qualsiasi tipo, propiziatorio, per il lavoro, per l'amore e quant'altro, per gli affari, per il benessere, ecco, il Degano Marietto Veneziano ci sono e una persona può richiederli, basta che, come si suol dire, ci contatta al numero. Bene, cari amici, vediamo un po' se c'è qualcun altro. Ecco, Elisabetta Sorrentino fa già una bella domanda. Vorrei sapere cosa prova e se farà qualcosa nei miei confronti Daniele. Elisabetta è 70. Rispondiamo subito a questa. Allora, vediamo un po' la nostra Elisabetta. C'è questo Daniele del 74, ma la domanda Elisabetta, ma questo Daniele non si riesce a capire se siete insieme, se non siete insieme, se siete uno impegnato, l'altro. Puoi descriverla meglio questa domandina, così che io riesco a, con le sibille col pendolino, prendere visione. Quindi se vuoi arricchirla con dei dettagli così, perché cosa farà? Non siete insieme, giusto? Allora, bene, giusto Elisabetta? Non siete insieme tu e il Daniele, tu vuoi solo sapere se lui farà dei passi verso di te. Giusto? Mi confermi, Daniela? Elisabetta, scusa, il Daniele è lui. Vediamo un po' se conferma. Intanto andiamo avanti. Beh, chissà ci conferma. Quindi facciamo questa domandina, vediamo che dice no, non sono assieme. Bene, rispondiamo. Ci sono stati, ma ecco così. La domandina è precisa, così la domandina è precisa, si capisce, sono stati assieme, ma vediamo un po'. Sì, perché visto che sono gratuite queste domande, per avere una risposta più ricca, più performante, più attendibile alla realtà, meglio sfruttate questa occasione e meglio è per voi.
perché sennò è come andare al circo e buttare la pallina dentro un giocattolino, no? Allora tanto vale dare spazio a chi fa le domande in modo che come si dice, ne trae maggiormente profitto. Bene, vediamo un po' se c'è questo ritorno, cosa farà questo Daniele con la nostra Elisabetta. Ma sembra di sì, il pendolino sembra che ci sia ancora del movimento, un movimento sentimentale. Sembra che questo Daniele in fondo, Voilà. Vi ricordo che domani ci sarà solo Hilde, alla sera alle 21. Bene, facciamo un po' la Sibille per il nostro Daniele. Cosa farà con la nostra Elisabetta? Beh, c'è un blocco. Questo Daniele sembra quasi che sia bloccato, ma poi c'è allegrezza di cuore. Sembra che ci siano altre figure femminili che girino intorno al Daniele. Sembra quasi che il Daniele non è che è solo, sembra quasi che ci siano dei personaggi che sono intorno al Daniele, femminili chiaramente. E un blocco c'è. Ma vediamo la stesa. Beh, c'è stato già un ritorno una volta. Poi sembra che dovesse essere un viaggio, però. Guarda Elisabetta, ti dico già che il finale non è di quelli più interessanti. Allora, vediamo. Nel passato, vedi Elisabetta, qui sembra che il Daniele sia già ritornato, o magari era qualcuno che già conoscevi, e c'è stato sicuramente qualcosa che poteva nascere, però vedi, poi c'è stato qualcosa, un abbattimento morale, insomma c'è stato qualcosa che ha bloccato il vostro sentimento. Nella linea presente c'è qualcosina che sembra che debba sbocciare, però vedo che c'è tanta confusione, vedi il gatto, è sempre una figura, una sibilla un po', tra virgolette, non direi negativa, ma insomma che fa capire che ci sono cose che non sono tanto realistiche, vedi? E poi il viaggio e il cambiamento. Quindi, diciamo così, sembra che adesso nel presente Daniela stia studiando per poterti comunicare, però ci sarà del nervosismo. Però questo nervosismo, vedi, questa sibilla qua, è in mezzo a due carte positive. Quindi sembra che si debba aprire una finestra di, non dico passioni, ma direi che potrebbe nascere di nuovo qualcosina, o per un viaggio o per un cambiamento. Però diciamo che l'amore sembra quasi che sia rinato in Daniele, questo Daniele qua. E diciamo che nel futuro prossimo ci potrebbero essere spiragli positivi, perché vedi, o tramite le vostre conoscenze, ma sembra che avrete di nuovo delle comunicazioni tramite SMS, chat e roba del genere, no? E quindi sembra che il risultato si porti a casa. Però il Daniele, parliamoci chiaro, è un tipo che gli piace più a livello sentimentale prendere che dare. È un tipo che non... è un po' tirchio, non so se è un libro professionista o l'ho conosciuto sul posto di lavoro, però se a livello sentimentale dovesse uscire questa carta è un tipo narcisista. Però tu sei una donna speranzosa che speri che fondamentalmente possa succedere qualcosa di positivo. Arriveranno delle informazioni importanti, vedi? E qua è, come si suol dire, attenzione, attenzione, perché riceverai delle informazioni. E cosa succederà? Succederà che non vedo un Daniele molto, come si dice, votato a qualcosa di solido. Vedi, c'è un maggio prezioso, dottore, sospiri ed è lì disperazione, dispiacere. Quindi io penso che fra un po' ci dovrebbe essere una ricucitura, ci dovrebbe essere sicuramente qualcosa di importante. E poi adagio purtroppo, per questioni che lui è un tipo pragmatico, tu sei speranzosa, però riceverai dei messaggi importanti che cercherà di ricucire, ma poi lo vedi andare via, dispiacere. Quindi diciamo che fra un po' dovrebbe esserci una piccola ricucitura, e poi dopo purtroppo
il suo stile, il tipo che è, alla fine penso che lascia andare la situazione e lo vedrai purtroppo andare via. È un poliziotto, poi appunto Elisabetta dice che è un po' così. Allora, vedete, la Laura c'è un'amicizia che forse non segue troppo il Marietto, perché ad esempio questa domanda è irricevibile. Prima di tutto mettiamo Elisabetta che ringrazia giustamente e fa sempre piacere che qualcuno ringrazi. Ma questa domanda, Laura, è ricevibile perché non c'è il nome della persona che deve ritornare, il tuo nome con la data di nascita e non c'è neanche la data di nascita del soggetto che ci chiedi. Allora, qui non siamo in un circo, no? Dove si butta la monetina, se vuoi ti butto una monetina e ti rispondo, ma se tutti gli altri, abbiamo sempre ripetuto, ci vuole il nome e la data di nascita, non il cognome, la data di nascita, è meglio che la metti se vuoi una risposta. Bene, andiamo avanti con le altre persone. Ad esempio, la nostra Margherita del 62 chiede come va la sua vita economica, come migliorerà. Allora, ecco, ad esempio, giustamente la Laura dice scusa, è la prima volta, bene. No, faccio per voi perché se avete la possibilità di sfruttare gratis questa cosa qua. Vediamo un po'. Margherita, però tu attualmente stai lavorando o sei a casa? Spiegaci un po' meglio, così che vediamo un po' la situazione. Se sei in linea, se vuoi dirci se stai lavorando o sei a casa, così vediamo un po'. No, non risponde a Margherita, vediamo un po' se ci fa, se ci arricchisce la domanda perché mi sembra un po' poverina. Intanto tu Laura scrivi i dati, se vuoi una risposta. Se no passiamo alla prossima domanda. Vediamo un po' di Mirko. Sandra riuscirà nei suoi sogni? Rispondiamo a questa domanda, perché magari un'altra. Sandra riuscirà nei suoi sogni? Allora, vediamo un po' se Mirko scrive per Sandra, se Sandra riuscirà nei suoi sogni. E ci saranno delle problematiche, Mirko, per la Sandra. Vediamo un po' cosa sono i suoi sogni. Vediamo un po' per la nostra Sandra del 72 se riuscirà nei suoi sogni. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vedo che la Sandra ha parlato con amici, persone, però potrebbe esserci un'opportunità. Scusa perché non vedo, scusa, metto meglio. Ci potrebbe essere un'opportunità, perché il gatto è anche sempre un'opportunità. Quindi è una stesa da valutare bene, da valutare come si dice, con tranquillità, perché questa falsità potrebbe essere anche un'opportunità. E la conversazione si vede che Sandra ha comunicato a più persone questo sogno, cerca appoggi, vediamo un po'. Morte, demenza. In questo momento la Sandra un po' i sogni fanno male perché vedo che ci sono tante problematiche. Ma allora, il sogno della Sandra, vediamolo un po' qua, è come si suol dire, ho avuto un passato un po' frenato, vedi? Morte, poi lei è una donna forte, la Sandra, la Sandra è una donna che ha vissuto delle situazioni in cui alla fine è sempre uscita vincente. Ci sta pensando su, insomma, la pazienza è stata un po' bruciata, però alla fine la Sandra è una donna vincente. Nel presente vedo che c'è qualcosa che sta bollendo in pentola, ma di negativo, cioè dispiacere, abbattimento morale, però sembra che nasca qualcosa. In futuro vedo qualcuno che vuole aiutare, ma poi ancora blocchi importanti. Lei ha un sogno nel cassetto, e sembra che nel futuro, non so, si sblocchi, perché nel futuro prossimo, adesso è tutto bloccato, nel futuro prossimo ci sarà un piccolo tentativo di sblocco e poi il sogno è ancora bloccato, si sentirà sola e poi sembra qua che
l'amore, l'imeneo, e lei accarezza questo sogno e sembra che vada nella direzione giusta. Il finale com'è? Ci sarà un bel cambiamento, allegria del cuore, poi qualcuno che lo aiuterà e ci sarà conversazione. Quindi sembra che il suo sogno nel futuro abbia possibilità concrete di essere, come si dice, sviluppato. Sembra che il suo sogno alla fine qualcuno lo aiuti, qualcuno di più grande lo aiuti e sembra felice. Quindi io penso che le sibille ci fanno capire che adesso non è il momento, ma fra un po' ci dovrebbe essere una spinta maggiore per raggiungere l'obiettivo del suo sogno. Penso che ci sarà un contratto o qualcosa, non so se è sentimentale o finanziario. Bene. Allora, vediamo un po' la Laura se ha raddrizzato il tiro. Allora, la Laura partiva con buongiorno, vorrei se ci sarà un ritorno, grazie. E poi dopo, giustamente, Laura dice, Laura dell'82, Giancarlo 76. Ci sarà un ritorno del Giancarlo con la Laura. È importante che la domanda sia, quindi non sono assieme. Una domanda, Laura, lui è impegnato, qualcuno è impegnato o siete tutti e due liberi? Importante anche descriverlo perché sennò va a finire che la cosa. Comunque, allora, non lavoro, sto con mia mamma. La Margherita, dopo facciamo la Margherita. Adesso vediamo sta Laura qua, che è la prima volta che ci contatta, è anche giusto che abbia la possibilità. Vediamo se c'è un ritorno del Giancarlo con la nostra Laura. Sembra più un no, sembra più un no, voilà. Però vediamo un po'. No, è single, bene, ok, bene. Vediamo un po' cosa dice vediamo un po' cosa dice la Laura. Aspettate un minuto che torno subito, il marietto torna subito e perché c'è una comunicazione. Eccoci ritornati alla base. Vediamo se ci sarà un ritorno. Allora, la Laura giustamente arricchisce la situazione, spiega che è single e che si sono lasciati a 4 mesi. Almeno per quello che lui sa. Esatto. È una bella domanda, così è chiara per tutti. Voilà, vediamo se sto Giancarlo ritorna. Ma sembra che si voglia ricucire e lui, non so se è nato a cerca di amicizie, però
la cosa positiva, sembra che ci sia qualche fermento per cercare di rimettere a posto e ricucire la situazione. Lo stai aspettando, lo stai aspettando, ma vediamo un po'. Allora, il passato è pianto, Laura, è pianto molto. Lui, anche qui, vedi, una situazione che sembrava, c'è stato un cambiamento, lui era disponibile, però è successo qualcosa qua. Passavate anche dei bei momenti insieme, ma lui era pensieroso, aveva qualcosa che non andava, deve essere successo qualcosa. Infatti ho visto che pianto molto per questo, come si dice, per questa situazione, questo momento che vi siete lasciati. Nel presente vedo che sei una donna forte, una donna di gran valore, e vedo che lui potrebbe, insomma, farsi vivo, tu lo stai aspettando, o speri che lui si faccia vivo, però c'è qualcosa che, insomma, ti senti un po' a livello morale giù di tono, ti senti un pochettino, diciamo, abbacchiata, vedo un po' la situazione, ma anche lui non è contento. Nel futuro io vedo che c'è il mercante, sembra quasi che lui stia pensando, no, in modo pragmatico un ritorno, perché vede che e tu sei speranzosa, quindi sì, sembra quasi che non c'è proprio un ritorno, perché non vedo proprio la carta del ritorno, però vedo che lui pensa, certo, lui è pragmatico, è un tipo narcisista più che altro, però vedo che c'è ancora del sentimento importante fra voi due. E vedo anche che tu sei una donna che ci speri ancora. Poi vedo entrare in scena una donna giovane, una donna importante, giovane, un po' che può influenzare. Io adesso non so se lui ha figlie, donne, o tu hai figli, però vedo una donna giovane che potrebbe decidere le sorti e ci sarà un cambiamento, un viaggio. Quindi, che dire, per il momento vedo che tu lo stai aspettando, lui in futuro molto probabilmente è un po' narcisista, vedo che c'è ancora del sentimento, però purtroppo c'è una donna giovane che non si capisce bene chi è questa donna, potrebbe essere anche una nuova fidanzata, questo non si capisce bene, però entra in scena e qui ci sarà un cambiamento. Vedo l'amore che potrebbe schioccare, però vedo un amore bloccato e vedo che lui torna e ci sarà un messaggio. Sembra quasi un ritorno di lui. Quindi cosa dire con le poche informazioni che abbiamo di questo Giancarlo del 76? Io potrei dirti, leggendo le sibille così, che lui prova ancora affetto, molto affetto per te, e vedo che c'è ancora un amore, però è un amore quasi bloccato, però con un ni, non è un sì né un no, perché vedo che è un amore bloccato, però vedo lui che vorrebbe tornare e ti contatterà. Quindi sapete che sibille vanno 6-9 mesi, colpo fortunato 12. Nel prossimo futuro io vedo che c'è sicuramente di nuovo qualcosa di importante che potrebbe tornare in scena. Adesso ti vedo forte, ma un po' giù di morale che lo attendi. C'è questa donna che è un grande punto di domanda, giovane, che entra in scena non conoscendo nulla di te. Questa donna giovane, se non è una figlia, potrebbe essere anche nel New Entry, che non lo conosciamo ancora, cioè magari lui non la conosce ancora, perché qui stiamo parlando del futuro. Poi vedo effettivamente che ci sarà molto, come si dice, sentimento fra voi due, però un blocco è il suo ritorno, perché la vecchia signora può essere interpretata anche come lui che ritorna e ti messaggerà. Se il blocco è in mezzo a due carte positive, sembra che diventi uno sblocco. Quindi le sibille fanno capire che entro massimo 12 mesi ci potrebbe essere uno sblocco. Potrebbe essere anche una giovane donna che entra in scena e che una giovane donna forte, un pochettino, che potrebbe portare a un cambiamento. Adesso io, non sapendo nulla di Laura, so solo che
nel futuro prossimo tu sei una donna molto forte, Laura, che ha del valore, lui lo capisce e ama questo valore. E vedo, come ripeto, l'amore ci sarà, un piccolo blocco, lui torna e dei messaggi. Quindi diciamo che c'è fermento, c'è una grande possibilità di un ritorno. Però attenzione a questa giovane donna che non si capisce se è un'amica, una sorella, però è una donna importante nella vita di quest'uomo, che farà un cambiamento nella vostra. Bene, vediamo un po' cosa potrebbe succedere. Allora, vediamo un po' cos'era questa. Allora, Facebook, c'era una che volevamo rispondere. Grazie. Allora, c'è questa farfallina che, allora, farfallina, futuro d'amore, devi scrivere se hai già un fidanzato, se ti sei lasciato, ma insomma, devi capire se sei single o meno, perché se no è una cosa, dovete arricchirle un po'. Allora, intanto rispondiamo alla nostra. Prima avevo visto un'altra, vediamo un po', cari amici, perché devo valutare bene qual è la domanda un po' scritta in modo importante. La Margherita Crugnano, allora vediamo un po' dove è andata a finire. La Margherita. Allora, vediamo un po' la Margherita che ci ha scritto che è a casa, ecco, che prima l'abbiamo presa in considerazione, poi non era completa. Lei ha aggiunto, un'aggiunta molto importante, e ci dice che è a casa. Vedi? Sono a casa. Bene, quindi vediamo un po' il futuro lavorativo della nostra amicizia Margherita. Dovete fare delle domande ricche di dettagli, così che le sibille, ad esempio, avete visto che è comparsa una donna giovane prima e nessuno sa chi è, allora vuol dire che è una persona che non si conosce ancora e nel futuro comparirà per il nostro Giancarlo. Bene, vediamo un po' la nostra Margherita per il lavoro, come andrà in futuro? No, male? Sì, bene. Sembra che ci siano dei miglioramenti. Vediamo un po' questi miglioramenti come saranno. Ci saranno dei cambiamenti, vediamo un po' cosa dicono. Allora, sembra che ci siano dei cambiamenti positivi, sembra che ci siano dei cambiamenti che vanno nella direzione, insomma, positiva. Vediamo un po'. La nostra Margherita cosa dice. Attenzione Margherita, perché nel passato tu non era poi malvagio il tuo passato, certo c'è stato un momento di blocco sul posto di lavoro, ma sembra che tu stavi aspettando qualcosa che ti avevano, o insomma hai aspettato qualcosa, vedi, ti vedo pensierosa, speranzosa, avresti potuto fare molto probabilmente qualcosina in più, e ti vedo che stai aspettando qualcosa che magari ti avevano promesso. Vedo qui anche una stanza degli affari e un datore di lavoro potenziale che ci sta valutando. Adesso nel presente vedo che ti stanno guardando, c'è qualcuno che ti guarda e vedo una donna giovane e forse sembra che tu nel presente, no, debba ritornare a fare un'attività che hai già fatto nel passato, vedi? Però sarà forse molto qualcosa di nuovo. Vediamo un po' cosa potrebbe essere di nuovo per la nostra Margherita. Vediamo un po'.
cioè una cosa nuova che hai già fatto, voglio essere preciso. Poi vedo qua un colpo di fortuna e tu che stai pensando, ci ragioni su per questa opportunità che sembra che arrivi improvvisamente, però c'è qualcosa che non va, vedi, abbattimento morale. Quindi diciamo così, molto probabilmente adesso ti potrebbero offrire qualcosa che hai già fatto, no? Però purtroppo vedo che la situazione poi non sarà felice, perché vedo che hai ragioni. Poi ci sarà una persona che ti aiuterà perché vede che sei una donna piena di volontà e una donna volonterosa anche sul lavoro. Però questo lavoro come sarà? Ci saranno sicuramente delle incertezze dovute al fatto, vedi, il gatto di qualcosa che purtroppo è stato detto in modo, cioè magari ti diranno qualcosa che non è realistico. E poi vedo superbia e denaro, quindi sicuramente arriverà qualcosa di positivo e qualcosa che va nel settore molto probabilmente della giustizia o magari un lavoro che va nel, cioè il sacerdote sta sempre per dottori, giustizia, insomma, per qualcosa di valido. Quindi diciamo che ci sarà una persona nel futuro che ti darà una mano, vedi questo, perché vede che sei una donna di gran volontà. Quindi diciamo, per il momento attuale, molto probabilmente ti cercheranno di offrire qualcosa che hai già fatto di nuovo e sembra un colpo di fortuna, però vedo che sei pensierosa e non ti piacerà. Poi arriverà un gran signore, qualcuno di importante che cercherà di darti la mano e vedo che potrebbe esserci un'opportunità. Quindi diciamo che delle opportunità dovrebbero aprirsi per il futuro. Scusate, però non c'è nulla ancora che mi fa sperare e dire e fanno sentire sicuro che ci sarà un contratto forte. Ci sono delle grandi possibilità. Bene cari amici, il vostro Marietto qui, vi ricordo che domani sarà alle 21 qua, alle 21 non è alle 21 ma alle 21 e un quarto il De Garda nella piattaforma StreamYard. Vi ricordo a tutti gli utenti social difesa, ad esempio questo è irricevibile perché dovete iscrivervi alla come si dice StreamYard, cioè alla piattaforma. Grazie di essere stati qua e ci sentiamo alla prossima. Mi raccomando, domande belle ricche, avete questa possibilità di 30 minuti di fare domande. Se volete invece un consulto privato sapete benissimo che, come si dice, costa 20 euro o 45 minuti. Grazie cari amici e alla prossima, vi aspetto domani sera con il De Garda.